Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. L'altro giorno parlava delle difficoltà anche inizialmente emotive da parte del Napoli di scendere in campo sapendo di poter essere primo. È un vantaggio sotto questo aspetto per lei gestire la partita sapendo che il Napoli gioca prima di tutti gli altri, per i giocatori intendo. E la seconda, avrà letto sicuramente delle intercettazioni nell'inchiesta milanese sugli ultra. È rimasto colpito dal fatto che quelli del Milan, alcuni capi, spingevano perché lei diventasse allenatore del Milan. Scusami Pino, abbiamo detto una domanda a testa per tutti. Allora... Per un fatto di regolarità per tutti, di par condicio per tutti. Ma quale rispondo? La prima o la seconda? Sì, come situazione? Come vuole. Ok. La prima, è un vantaggio o no giocare per prima? Ma sai, è un vantaggio se vinceremo. questo è fuori... Ma non abbiamo ancora vinto, però. No, nel senso che saremo i primi a giocare, no? E quindi avremo la possibilità, vincendo, di rimanere in testa alla classifica, che in questo momento, ripeto, conta poco, conta però mettere 3 punti, come ho detto prima, in classifica, che è quello importante, perché le partite vanno sempre giocate, tutte le partite sono difficili, soprattutto, ripeto, per noi che abbiamo intrapreso questo percorso, vincere sarebbe importante, però come ho detto prima affrontiamo una squadra veramente, forse una delle più difficili in questo momento, per tante situazioni, per il momento di forma, per autostima, per quello che stanno dimostrando, per la forma di alcuni calciatori, però ci stiamo preparando bene. La pressione è una cosa che dobbiamo comunque abituarci a averla sempre. Io la sento sempre prima della partita, perché comunque noi dobbiamo abituarci a avere la pressione proprio insita dentro di noi, di 3 punti. Quello fa parte, ripeto, di un percorso sul discorso anche della mentalità vincente. Noi dobbiamo sentire quella pressione, quella sana pressione, anche tra virgolette a volte quella sana paura che ti fa alzare il livello, l'attenzione, la concentrazione, non ti fa scendere in campo presuntuoso, ma con grande umiltà e con denti e unghie affilate, perché sai che in quella partita morte tua, vita mia a livello sportivo. Stiamo lavorando anche sotto questo punto di vista, quindi io mi auguro che questo tipo di pressione ce la porteremo fino alla fine. E quindi dovremmo abituarci e sapere, ecco, che questa deve diventare una pressione positiva nei nostri confronti, perché ci deve alzare la soglia di attenzione e non ci deve far sottovalutare niente e nessuno, anche quello che si dice intorno, perché noi dobbiamo essere bravi a tapparci le orecchie, sapere il percorso che dobbiamo fare, sapere, ripeto, che la pressione qualche furbetto ce la può mettere da fuori, magari per coprire la propria squadra, però questo fa parte del gioco. La storia ha insegnato che gli scudetti li vincono sempre la storia, il valore patrimoniale della rosa e il monte ingaggi. Questo ha insegnato la storia, salvo rarissime eccezioni. Quindi quando sento parlare qualcuno che vuole mettere pressione su di noi, io dico, qualcuno ha voluto la bicicletta, adesso deve iniziare a pedalare. E a Napoli si dice accanisci un FS, no? Ecco. Quindi quando parliamo di pressione, se qualcuno pensa di metterci pressione a noi, ecco, che pensi alla pressione che si deve mettere da soli, perché qualcuno, ripeto, ha voluto la bicicletta, adesso deve pedalare forte.